benvenuti ad una nuova puntata. In una delle precedenti si è parlato delle pressioni da parte del Regno Unito di adottare l'etichettatura dei prodotti alimentari con sistema a semaforo. Ora, anche dopo l'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea, si torna a parlare di etichettatura a semaforo, chiamata semplicemente Nutri-Score. Che cos'è il Nutri-Score? È un sistema di etichettatura dei prodotti alimentari sviluppato in Francia, pensato per semplificare l'identificazione dei valori nutrizionali di un prodotto alimentare attraverso l'utilizzo di due scale correlate, una cromatica divisa in 5 gradazioni dal verde al rosso ed una alfabetica comprendente le 5 lettere dalla A alla E. Siamo in compagnia del presidente Massimino Maiocchi, presidente del Consorzio Olio di Calabria IGP, e chiediamo a lui quali sono le posizioni del nostro Paese nei confronti di questo algoritmo e quali conseguenze si prospettano per i nostri prodotti alimentari d'eccellenza? Beh, guardi, le prospettive non sono certamente rosee. Ormai la comunità europea ha stabilito che da qui al 2022 si deve dotare di una etichettatura comunitaria per tutti i paesi a lei aderenti e quindi ha invitato gli Stati membri a preparare ognuno un sistema di individuazione dei prodotti per i loro valori ovviamente nutrizionali, tutti i loro contenuti, tutte queste cose, cioè con delle indicazioni precise. Allora da questo che cosa è uscito? Che la Francia, assieme ad altri paesi, tipo i Paesi Bassi, la Germania, il Belgio, il Lussemburgo, la Spagna e non ultima la Svizzera. Sulla Svizzera teniamo conto che lì c'è anche in Svizzera il quartiere generale della Nestlé, una forte multinazionale. Ecco, da questi paesi è nato il sistema Nutri-Score. Nutri-Score che va ad individuare i paesi con una colorazione che va dal rosso al verde. Praticamente a secondo della qualità del prodotto che contiene grassi, sali e zuccheri, vengono marchiati o rossi o verdi. Nel caso specifico che ho appena detto, saranno tutti a marchio rosso. Quindi parliamo di un prodotto, di un singolo prodotto e non di un sistema di nutrizione alimentare completa, per cui già questo è un po' fuorviante verso il consumatore. Intanto è un fatto risaputo di come gli scienziati e i nutrizionisti di tutto il mondo sostengono il sistema della dieta mediterranea, ricordando anche che la dieta mediterranea è un bene immateriale dell'UNESCO. E attraverso questo quindi si individua una alimentazione varia e bilanciata dove sono presenti tutti i nutrienti. Da questo l'Italia di contro ha presentato insieme ad altri paesi un'etichettatura chiamata Nutriform. Cioè lì troviamo che ogni prodotto sarà contrassegnato da questa etichettatura, però con avere riportato sull'etichettatura tutti i vari valori che quel prodotto contiene. Quindi è un prodotto che poi se dovrà essere assimilato ad altri prodotti, dovrà avere il suo giusto bilanciamento nella dieta. Una sicurezza in più per il consumatore di quello che acquista e di quello che andrà a consumare e dei benefici o i danni che da questo esso stesso
ne trarrà. Il problema quale può essere per noi? Che dall'altra parte abbiamo paesi nord europei molto forti all'interno della comunità europea. Dall'altra abbiamo l'Italia che è seguita su questo sistema dalla Repubblica Ceca, dalla Grecia, da Cipro, dall'Ungheria, dalla Lituania e qualche altro paese minore. Quindi non con una forza come i paesi appena detti. E non dimentichiamoci che questi paesi sono anche sostenuti dalle multinazionali, perché la famosa etichettatura a marchio Nutri-Score, che evidenzia, come dicevo prima, i grassi, gli zuccheri e i sali, cosa strana, va a marchiare verde tutti quei prodotti e quelle bevande povere di zuccheri, però cariche di dolcificanti. Per cui che cosa assistiamo? Che da una parte cerchiamo di preservare la salute dando indicazioni precise e dall'altra andiamo ad indicare prodotti per essere consumati a danno della salute dell'uomo, a danno anche di tutti quei programmi di finanziamento che la comunità europea in questi ultimi anni sta facendo per controbattere quella che è l'obesità. Quindi queste contraddizioni la dicono lunga e devo dire che seppur l'Italia ha questi pochi paesi non molto rappresentativi, abbiamo assistito che in Spagna, che ha aderito al sistema Nutri-Score, molti produttori, molte aziende che producono prodotti di eccellenza sono insorte contro questo sistema e hanno aderito a quello che è il sistema italiano. Quindi che cosa succede a noi? Succede che tutti i nostri prodotti di eccellenza, tutte le nostre IGP, le DOP, che come dicevo prima sono tutte inserite nella dieta mediterranea, verranno penalizzate e addirittura contraddistinte con il marchio rosso. Ma può essere che un parmigiano reggiano, un grana padano, un prosciutto Sant'Anile o un prosciutto di Parma, un olio extravergine a marchio IGP, DOP, dove viene sollecitato l'uso di questi prodotti per la salute, possono essere marchiati rossi, cioè messi da parte e scartati dal consumatore perché potrebbero essere dannosi alla sua salute. Credo che sia un controsenso macroscopico, per cui dobbiamo con più forza, di questo riconosco che la parte politica si sta battendo fortemente per la difesa del sistema Nutrinform italiano. La parte politica italiana, devo dire, in tutta la sua interezza, senza distinzioni di colore o di maggioranza e opposizione, sta sostenendo a spada tratta questo sistema nostro e non ultimo anche a livello europeo tutti gli europarlamentari europei capitaneati dal nostro onorevole De Castro, che è stato il primo vicepresidente della Commissione Agricoltura in seno alla Comunità Europea, si sta battendo insieme a tutti gli altri europarlamentari, si stanno battendo fortemente affinché tutto questo non accada e tutto questo non succeda e che questi paesi sostenuti dalle multinazionali non l'abbiano vinta. Quindi abbiamo appena ascoltato che questa specie, chiamiamola di contapunti nutrizionale, potrebbe essere un danneggiamento per i nostri prodotti d'eccellenza, tra cui i prodotti che hanno il marchio IGP. Un'ultima domanda, Presidente. In termini
economici nel nostro mercato, di quanto potrebbero essere comunque le perdite? Ci dia qualche dato al riguardo. Beh, il danno è notevole, al di là che per queste produzioni nelle nostre trasmissioni ce lo diciamo continuamente, i sacrifici, l'impegno che si fa per dare e ottenere un prodotto di qualità, un prodotto di eccellenza, una sicurezza al consumatore di avvicinarsi ad un prodotto che non danneggi la propria salute. Il danno economico è enorme, perché se pensiamo che tutto l'apparato IGP e DOP in termini economici rappresenta per il nostro Paese un valore di 16 miliardi e 900 milioni di euro, di cui 9 miliardi e 6 sono in esportazione, quindi viene esportato più del 50% di questa produzione. Questi marchi comunitari negli ultimi 10 anni hanno avuto un trend di crescita continua, sono aumentati in valore del 218% in più. Quindi come numeri, come ben vede, abbiamo numeri importanti, 824 marchi per 180.000 operatori, cioè per 180.000 produttori che vivono in questo mondo e concentrano queste produzioni, è vero, più nella zona centro-nord, che raggruppa circa il 65% di questo valore, nella zona meridionale c'è il restante 35%, ma perché ci siamo affacciati dopo a questi marchi IGP e cose, come non ultima la nostra IGP Olio di Calabria, dobbiamo attrezzarci e far forza sia nei nostri politici, ma anche e principalmente presso la Comunità Europea, a difendere tutto questo che è un valore importante, non solo economico, ma importante per la salute di noi tutti. Grazie Presidente Maiocchi per averci un po' spiegato il dibattuto Nutri-Score. Noi vi salutiamo, vi auguriamo un buon fine settimana, ci rivediamo nella prossima puntata. Cari amici, benvenuti ad una nuova puntata di Coltiviamo Futuro, la rubrica di Fede Terziario Agricoltura sul mondo dell'agroalimentare e dell'agricoltura in Calabria. Siamo qui oggi per informarvi su quelle che sono le prossime scadenze che attendono i nostri produttori agricoli e tutti gli operatori dell'agroalimentare. Torniamo quindi a fare un quadro generale su quelle che sono le opportunità e le scadenze che in questo periodo interesseranno il mondo agricolo e che, visti i tempi, sono tante e soprattutto interesseranno sì alcuni obblighi, penso al censimento agricoltura che è sì partito il 7° censimento agricoltura il 7 gennaio, ma è in questi giorni che sta iniziando ad operare attraverso le prime telefonate, l'arrivo delle lettere e le comunicazioni dei centri di assistenza agricola, ma anche e soprattutto quelle che sono le opportunità dei bandi del PSR Calabria. Vi sono alcuni bandi in uscita che andremo ad approfondire, che andremo a snocciolare, a guardare nei dettagli per potervi informare su quelle che sono le caratteristiche di ogni bando. E inoltre, soprattutto in questo periodo, inizia per i produttori agricoli detentori di un fascicolo aziendale la possibilità e l'obbligo di confermare quelle che sono da un lato le domande uniche e dall'altro le misure a superficie. Quindi possiamo dire che è un quadro complesso che aspetta i nostri amici agricoltori nei prossimi giorni e nei prossimi mesi, ma soprattutto come nota che approfondiremo nelle prossime puntate, ricordiamo che a breve verrà promulgato il cosiddetto DL Sostegno, che prevederà anche per l'agricoltura alcune novità che interesseranno in periodo di emergenza Covid anche
dei sostegni, dei ristori o delle dilazioni per quanto riguarda anche il mondo agricolo. Ma adesso partiamo, soprattutto andiamo ad approfondire quelli che sono i temi che ho appena enunciato e quindi passo la parola alla dottoressa Costabile in modo da poter ampiamente delucidare ai nostri amici. Allora, visto il quadro generale che è stato appena illustrato, vi espongo alcune importanti informazioni, sia in merito al 7° censimento agricoltura, sia rispetto alle scadenze e alle opportunità per i nostri produttori agricoli e per coloro che operano nell'agroalimentare. Riguardo al 7° censimento agricoltura, sono chiamata a parteciparvi tutte le aziende agricole presenti in Italia, circa 1,7 milioni. Le informazioni ottenute forniranno un quadro informativo statistico sulla struttura del mondo agricolo a livello nazionale, ricostituendo le basi per le future politiche agricole. Ricordo che partecipare è un obbligo di legge, ma soprattutto un atto utile al mondo agricolo e al Paese. Molti utenti spesso ci chiedono: non ho un'azienda agricola, perché ho ricevuto la lettera informativa dell'Istat che mi chiede di partecipare al censimento? La lista delle unità che sono chiamate a partecipare al censimento è stata disposta dall'Istat sulla base della definizione statistica di azienda agricola, vigente nel contesto dell'Unione Europea. La lista è stata costruita integrando diversi archivi amministrativi e statistici e comprende unità che negli ultimi anni hanno mostrato segnali, talvolta deboli, di attività agricola. Il censimento rappresenta proprio l'occasione per verificare l'effettivo stato di attività nell'unità della lista. Vi invitiamo a compilare comunque il questionario, anche attraverso l'assistenza del nostro CAA. Al quesito 5 potrà indicare le ragioni per cui non si possiede un appezzamento di terreno non utilizzato a fini agricoli. Un'altra domanda che ci viene posta: il titolare dell'azienda agricola è deceduto, è comunque necessario partecipare alla rilevazione compilando il questionario? La situazione dell'azienda agricola deve in ogni caso essere descritta nel questionario. La compilazione del questionario online è guidata e facilitata, in alternativa è possibile farsi supportare da un operatore del proprio CAA, Centro di Assistenza Agricola. Nella fattispecie occorre selezionare una delle motivazioni di cessazione corrispondente al proprio caso. Un'altra domanda che ci viene posta è: perché sono obbligata a partecipare al 7° censimento generale dell'agricoltura se i miei dati sono già a vostra disposizione nei registri pubblici? Il 7° censimento generale dell'agricoltura è l'ultima cadenza decennale. In futuro l'Istat condurrà solo censimenti attraverso l'uso integrato di dati amministrativi e indagini campionarie. I dati raccolti oggi arricchiranno il patrimonio informativo già esistente e costituiranno le basi per lo sviluppo delle future politiche agricole. Un'altra domanda che ci viene posta è: se si viene contattati per il censimento generale dell'agricoltura ma l'azienda agricola in questione ha formalmente cessato la propria attività? Qualsiasi situazione strutturale dell'azienda deve essere in ogni caso descritta nel questionario. La compilazione del questionario è guidata e facilitata. I quesiti ai quali l'utente non è tenuto a rispondere non verranno ovviamente visualizzati. Per assistenza alla compilazione è possibile contattare un operatore del proprio centro di assistenza agricola per prendere un appuntamento per compilare insieme il questionario. Cari amici, possiamo ora informarvi sulle opportunità in scadenza a valere sul PSR Calabrio 2014-2020, che al momento prevede 3 bandi aperti per cui è possibile presentare domanda. Bando misura 4, intervento 4.3.1, investimenti in infrastrutture, comuni singoli con popolazione superiore a 5.000 abitanti. Quali obiettivi si pone il bando? Sostenere il miglioramento e adeguamento delle infrastrutture di base a servizio delle aziende agricole e a contribuire a sviluppare una gestione economica sostenibile delle foreste. Chi può presentare domanda? Comuni in forma singola con popolazione superiore a 5.000 abitanti e dotati di un PSC approvato ricadente nelle aree C e D calabresi. Quali investimenti sono ammessi? Investimenti di viabilità relativi a strade di libero accesso aperte al pubblico e investimenti di elettrificazione che risultino posizionati all'esterno dell'azienda agricola forestale. Ciascun comune potrà presentare un solo progetto afferente uno o entrambe le tipologie di investimento previste. Qual è l'intensità del contributo pubblico? Il sostegno concesso è del 100% della spesa ammissibile sostenuta. La spesa massima ammissibile per il progetto è pari a 120.000 euro. Passiamo ora al bando successivo. Bando misura 4, intervento 4.3.1. Investimenti in infrastrutture, comuni singoli con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti. Quali obiettivi si pone il bando? Sostenere il miglioramento e adeguamento delle infrastrutture di base a servizio delle aziende agricole e a contribuire a sviluppare una gestione economica sostenibile delle foreste. Chi può presentare la domanda?
comuni in forma singola, con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti, è dotato di un PSC finanziato con la misura 7.1.1 del PSR Calabria, ricadente nelle aree C e D calabresi. Quali investimenti sono ammessi? Investimenti di viabilità relativi a strade di libero accesso aperta al pubblico, investimenti di elettrificazione che risultano posizionati all'esterno dell'azienda agricola forestale. Ciascun comune potrà presentare un solo progetto afferente, uno o entrambe le tipologie di investimento previste. Qual è l'intensità del contributo pubblico? Il sostegno concesso è del 100% della spesa ammissibile sostenuta. La spesa massima ammissibile per il progetto è pari a 120.000 euro. Rimanendo ancora in ambito PSR Calabria, altra opportunità in essere riguarda il comparto agrumicolo. Bando misura 4, interventi 4.1.1, investimenti nelle aziende agricole e 4.1.3, investimenti per la gestione della risorsa idrica da parte delle aziende agricole. Quali interventi e azioni possono essere attivati? Interventi 4.1.1, investimenti nelle aziende agricole finalizzati alla riconversione varietale di produzione agrumicola e di nuovi impianti. 4.1.3, attivazione facoltativa di investimenti per l'ammodernamento degli impianti di irrigazione. Azione A e azione B. Azione A dedicata alla riconversione varietale delle superfici agrumicole. Azione B dedicata ai nuovi impianti di agrumi su superfici agricole diverse da quelle dell'azione A. È possibile presentare domanda di sostegno per una sola delle due azioni. Chi può presentare domanda? Aziende agricole con superfici coltivate ad agrumi nelle aree evocate nell'agrumicoltura del territorio calabrese. Nello specifico sono ammissibili al sostegno della misura 4.1.1 le aziende agricole, regolarmente registrate alla Camera di Commercio e condotte da uno IAP, coltivatore diretto datore di lavoro agricolo, dotate di una dimensione economica minima di partenza. Per l'ammissibilità dell'azione A, riconversione varietale, l'azienda deve possedere una superficie agrumicola minimo di 1 ettaro. Per l'ammissibilità dell'azione B, nuovi impianti di agrumi, l'azienda deve possedere una superficie agricola minimo di 1 ettaro, diversa da quella dell'azione A. Gli investimenti nell'irrigazione di cui alla misura 4.1.3 sono condizionati al rispetto delle seguenti condizioni: coerenza con gli indirizzi del piano di gestione delle acque e delle norme regionali applicabili, non comportanti un aumento delle superfici irrigate, garantire il raggiungimento di precisi obiettivi di risparmio idrico e più efficiente uso dell'acqua. I proponenti devono essere titolari di regolare utenza e devono dimostrare i consumi ex ante ed ex post. Quali superfici sono ammesse al sostegno? Il sostegno è concesso in funzione della superficie agrumicola sottoposta a riconversione e calcolato con modalità decrescenti. Qual è l'intensità del contributo pubblico? Il sostegno concesso è 55% dei costi ammissibili per investimenti nelle aree montane o svantaggiate, 45% dei costi ammissibili nelle altre aree. Vi ricordo infine che tutti i bandi in questione hanno scadenza giorno 8 aprile 2021. I nostri uffici sono inoltre a vostra completa disposizione per assistenza nella redazione, progettazione e invio delle domande per la richiesta di accesso ai bandi. Infine, da ultimo, vi ricordo 2 scadenze importanti che attendono non solo i nostri associati, ma tutti gli operatori del comparto. Dalla prossima settimana e con scadenza 15 maggio 2021 è possibile presentare domanda unica presso i nostri uffici CAA. Sono tenuti a presentare domanda tutti coloro che sono titolari di fascicolo aziendale e titoli PAC. Infine, giorno 31 marzo 2021 scadono i termini per presentare domanda di disoccupazione agricola. Ricordo che la domanda può essere presentata per il tramite dei nostri uffici che sono a vostra completa disposizione. Vi ringrazio per l'attenzione e vi invito a seguirci sul nostro sito www.icrcalabria.it, sulla nostra pagina Facebook e sul nostro canale YouTube. Bene Maria, grazie e soprattutto è stato un quadro completo anche per quanto riguarda i bandi che, ricordiamolo, principalmente alcune misure riguardano i comuni e altre invece le aziende del comparto agrumicolo. Quindi dopo queste informazioni auguro innanzitutto un buon lavoro ai nostri amici agricoltori che in questo periodo dovranno soprattutto recarsi sia presso i nostri uffici per chi è associato con noi, ma soprattutto anche presso, ricordiamolo, presso i centri di assistenza agricola e quindi di farlo per tempo. Quindi ringraziandovi per l'attenzione io vi rimando alla prossima puntata di Coltiviamo Futuro. Grazie.